carcere fu trasferito? Sono stato trasferito in una struttura extracarceraria. Ho capito. Senta, lei ha detto di conoscere tale Longosanto, sì, vero? Sì. E ha detto anche che questo tale Longosanto era vicino agli Strano. Sa per caso se c'è un rapporto di parentela tra Longosanto e gli Strano? Non ricordo, mi sembra che ci fosse un rapporto di parentela, però non lo ricordo. Va bene, grazie, nessun altro Comunque domanda. effettivamente erano molto legati. Grazie. Prego. Donapoli. Sì, Presidente, sarò breve, peraltro. Donapoli. Senta, signor Pattarino, lei attualmente in passato legge i giornali? Certo. Ha letto nei giorni scorsi le dichiarazioni riportate circa la trasferta di questa corte a Roma, e cioè le dichiarazioni di Samperi, di Bulvirenti e di Avola? No, signor Presidente, se avvocato no, perché non dove, nella località dove mi trovo io non escono i quotidiani siciliani. Comunque ho letto un trafiletto su un interrogatorio di Avola, mi sembra. Solo quello ha letto? Sì. Sì. Sento un po', lei conosce Samperi, ha detto? Sì. Quando lo ha visto per l'ultima volta? Non ricordo se nell'estate del 91, credo. Estate 91? Sì, avvocato. Sì, credo nel 91 o nel 92, sì. No, se può essere più preciso mi fa cosa gradita. L'avvocato non posso essere più preciso perché non mi ricordo bene. Comunque io nel periodo del 91 e del 92 ero spesso a Catania, quindi so che purtroppo si spazia in un arco troppo grande, però ecco, nel 91 e nel 92. Quindi lei Comunque, fra la seconda metà del 91 e l'inizio del 92? sì. Sì. E in quel periodo lei era spesso a Catania, ha detto? Sì. Ho capito bene, vero? Sì. Lei Sì, ci veniva avvocato. frequentemente a Catania, quindi? Come ha conosciuto sempre? Con che frequenza veniva a Catania lei? Un giorno sì e un giorno no ero a Catania, poi per un periodo sono rimasto a Catania perché mia moglie partorì alla clinica Gebbino, quindi ero spessissimo a Catania, anche perché accompagnavo tutte le sere il signor Nardo nella villa che aveva al Paradiso dell'Aranci a Catania, quindi il più delle volte rimanevo a Catania. Sì. E senta, veniva da solo a Catania o in compagnia di amici? Questo è importante perché c'è stato un luogo di riunione. Mi ha sentito Sì, Pattarino? o venivo bisogna vedere, ripeto, o mi recavo a Catania perché accompagnavo il signor Nardo, o andavo a Catania perché spessissimo andavo a trovare il Mangel Vincenzo. No, mi scusi, la domanda era un'altra. Ho chiesto se lei veniva a Catania da solo o in compagnia. E le ho detto a volte da solo, a volte in compagnia. Tante volte salivo con mia moglie, bisogna vedere perché salivo a Catania. Veniva in compagnia di altri amici suoi? È capitato, sì, è capitato. Senta, lei ha detto anche che conosce Gran Cagnolo, è così? Sì. E quando l'ha visto per l'ultima volta? Credo nell'89 o nel 90 in quella riunione che ho detto più volte che si svolse a casa del Malpassotto. Quindi fra l'89 e il 90 lo vide per l'ultima volta. Poi fino all'ultima sua detenzione tramite altre persone ci mandavamo i saluti, lui era ristretto al carcere di Bicocca, io nel carcere di Bue, comunque abbiamo sempre mantenuto. Scusi Pattarino, non mi interessa questo, la domanda è precisa. Lei l'ultima volta materialmente, personalmente lo vide fra l'89 e il 90, ho capito bene? Sì, se non ricordo male sì. Se non ricorda male. Giuseppe Mangion invece lei quando lo vide per l'ultima volta? Il giorno prima che mi arrestavano, quindi il 13 luglio del 92. 13 luglio 92.
Senta, lei poc'anzi su domanda di un altro avvocato ha detto che aveva letto delle dichiarazioni di Samperi. Capito bene? Sì, perfetto. Sì. Fra le dichiarazioni che lei le ha lette tutte innanzitutto? No, le prime dichiarazioni che il Samperi stava rilasciando alle autorità giudiziarie. Benissimo. Fra queste prime dichiarazioni ha letto se Samperi aveva parlato del figlio Vincenzo di Benedetto Santapaola? No, io lessi le dichiarazioni che parlavano del procedimento in atto che c'era verso contro i Ferrera. No, mi scusi, non mi interessa Ha detto, avvocato. No, non ho letto dove Samperi parlava del... quella parte del l'ha figlio di Gianetto. saltata. L'ha saltata o non le è passata sotto gli occhi? Ma l'avvocato ha già risposto e ha detto una cosa diversa rispetto alla sua domanda. Ha detto che ha letto gli atti del procedimento contro Ferrera, quindi inutile che lei fa la domanda successiva No, dottore se ha Bertone, mi saltato. perdoni, siccome lui ha detto genericamente, ho letto prima, mi perdoni, alcune dichiarazioni di Samperi, io desidero sapere quali dichiarazioni ha letto di Samperi. Ecco. E lui mi ha risposto le prime che lui ha reso. E io domando, fra queste prime dichiarazioni vi erano delle dichiarazioni che interessavano il figlio di Santapaola Vincenzo? Questa è la domanda. No, avvocato, non c'erano dichiarazioni attinenti alla posizione di Santapaola Vincenzo. Benissimo, e questa è la sua risposta. Senta, lei è stato mai nella gioielleria Oromania di cui ha parlato ieri? No, Quindi non sa dove è ubicata a Catania? no, Lei ha detto che era gestita o di proprietà dei figli di Santapaola, lo conferma? sì. Lo conferma? Come lo ha preso questa? Come l'ha presa questa notizia? Ne abbiamo parlato in famiglia di che zio Nitto aveva regalato una gioielleria ai suoi figli. E chi in famiglia, quando è familiare gliel'ha detto questo? Avvocato, scusi, io così perché si torna sempre sullo stesso discorso. Anche se il signor Mangione dice che non sono suo figlio, io sono il figlio del signor Mangione, quindi era una cosa normale che parlassimo di queste cose di un parente nostro, ecco. Così forse si fugano tutti i dubbi che ci sono. Io non mi sto meravigliando che se ne parlasse in famiglia, desidero solo sapere come lei lo ha preso, e questa è la domanda. Gliel'ho detto che l'ho preso in famiglia, quindi siccome era una cosa normale parlare dei figli di zio Nitto, persona al quale noi eravamo legata, io non mi posso ricordare chi me l'ha detto, quando me l'ha detto e perché me l'ha detto, perché parlavamo di una persona che noi volevamo bene. Però è certo che questa gioielleria era dei figli di Santapaola? Sì, sono certo. Certo, e la licenza quindi era intestata ai figli di Santapaola? Non lo so se la licenza era intestata ai figli, la gioielleria era dei figli. Ma la famiglia le ha detto a chi era intestata la licenza? I suoi No, familiari? avvocato. Già chi era il figlio di Mangione, gliel'ha detto? No, avvocato, Questo no, particolare neanche il non- numero della partita IVA mi ha detto. Neanche il numero della partita IVA. Peccato, si poteva anche informare. Senta, lei ha detto che il figlio Vincenzo era inserito nell'organizzazione, vero o no? Sì, Scusi, non ho sentito. sì. Sì. E ha anche detto che era stato fatto uomo d'onore, è così? Sì. Sì. Questa notizia lei l'ha appresa da Grancagnolo, mi ha detto, e da Samperi. Ieri così lei ha detto, e da Giuseppe Mangion. Sì. Ricordo bene? Sì, se l'ho detto, se è scritta l'avrò detta. No, no, scritta, l'ha dichiarato lei ieri, è un ricordo Appunto, preciso. allora l'ho detta, no? L'ha detta benissimo. Vorrei capire questo, quindi Grancagnolo glielo disse a lei nell'89 o nel 90 che era fatto uomo d'onore, perché L'ho l'ultimo... detto poc'anzi che con Grancagnolo fino all'ultimo periodo della sua detenzione, nonostante non ci siamo incontrati, mantenevamo lo stesso buoni rapporti. Sì, quindi gliel'ha mandato a dire per lettera che era uomo d'onore, il figlio di Santa Paola. Probabilmente con qualcuno che veniva dal carcere di Bicocca, però la notizia me la mandò a dire Grancagnolo, ma comunque l'avevo saputa precedentemente dal Mangione, Giuseppe. Quindi Nitto, E anche Enzo era entrato
Quindi della Gragagnolo le ha famiglia mandato... e da Samperi. Mi scusi, quindi Gragagnolo le ha mandato una persona per comunicarle che il figlio di Santa Paola aveva fatto C'è stato, però lo omologo. sapevo in precedenza da... Mentre Samperi lei lo vide per l'ultima volta nell'estate del 91, inizio 92, così ha detto ora a me, vero? Sì, avvocato. Sì. E quando Samperi le comunicò questa notizia allora? In questa occasione? Nell'ultima volta? Parlando dei figli, io domandavo di come stesse il Sì. figlio piccolo di Zenitto, perché me lo ricordavo con molto affetto, e si parlava che Enzo era entrato a far parte dell'organizzazione, invece Francesco no. Sì, questo glielo comunicò Samperi, dico, nell'ultima occasione, che lo vide, perché l'ultima data è questa, 91 inizio 92, dico bene? Sì, Poi glielo avvocato, mandò- mese più, mese meno, come le ho detto prima, non ricordo preciso quale periodo è che ci siamo visti, Non lo però siamo lì, ricordo. 91-92. Sì. Per Samperi sì, nel Germagnolo non Invece non- Giuseppe Mangio, non mi quando chiaro. e in che occasione le comunicò questa notizia? Non me lo ricordo in che occasione, gli ho detto che col Giuseppe Mangio mi sono visto sino a un giorno prima di arrestarmi. Quindi è possibile che glielo comunicò il 13 luglio 92 anche? Non me lo ricordo, avvocato. Non lo ricorda. Senta, a lei hanno chiesto in altri interrogatori notizie sui figli di Santa Paola? Lei è stato Non interrogato, so. ecco, su questo? Questo perché ho utilizzato, perché l'ha voluto sapere. Avvocato, cosa devo rispondere? Eh sì, se vuole. Cioè, No, desidero certo che sapere se- voglio, no, non so se mi hanno chiesto notizie su tantissime persone. Sì, e sui figli a Non me so delle se- altre persone non mi interessa. Le è stata fatta domanda sui figli? Penso di sì, Penso di penso che me la... Se ci sarà agli atti, se Sì, mi hanno sì, fatto sì. la domanda ci sarà scritto Sì, agli come- atti, perché se ho dato una risposta ci sarà. Esatto, siccome non c'è alcuna sua risposta, le chiedevo proprio questo, come mai ne parla solo oggi o solo ieri? Dei Non figli? non lo so perché non risulta nelle trascrizioni, se ne ho parlato ci sarà scritto, se non ho parlato non c'è scritto, forse la domanda non mi è stata posta, non lo so, non è un problema mio questo qua, avvocato. Quindi forse le è stata posta solo ora la domanda, Non lo so, avvocato. per la prima volta ora. E ripeto, può darsi che me l'abbiano fatta e sarà scritta in una delle tante mie dichiarazioni. D'accordo, va bene la sua risposta per me. Senta, le voglio fare un altro capitolo. Il Mangion Giuseppe le disse com'è che aveva saputo che era stato fatto uomo d'onore il figlio Vincenzo? Le disse? In che No, occasione? non me lo dice, anche lui, abbiamo anche con lui abbiamo commentato che Enzo era entrato a far parte Sì, dell'organizzazione. ma lei sa per diventare uomo d'onore c'è un rito, un rituale? Sì, l'ho sentito dire che c'è un rituale. L'ha sentito dire. Le raccontò Samperi, Giuseppe Mangiolo, Gragagnolo se ci fu questo rituale? Scusi, per farlo uomo d'onore l'hanno dovuto fare questo rituale. Sì, ma dico, le raccontarono? Le No, raccontò? non mi ha raccontato come hanno fatto il rituale né Le come dissero erano chi era messi. il padrino? Come? Le dissero se c'era stato un padrino e chi era? No, avvocato, la notizia che io sto dando a lei è quella che ho appreso, senza altre sfumature, è solo Quindi questa. l'unica cosa che le dissero è questo. E uomo d'onore, stop. Sento un po'. Lei ha detto che ha visto Piero Puglisi da Santa Paola, se ricordo bene. Lo Sì. confermo o ricordo male io? No, lo confermo. Lo confermo. Quando? Sempre nel 91. 91 ha la possibilità di collocare inizio, fine, metà? Forse nel novembre 91, credo, ottobre-novembre Non 91. è che non ricordo Ottobre, esattamente che novembre. gliel'ha detto, ne ha detto Credo, avvocato. Meno male che ha detto quello giusto. Lei poco fa aveva detto 92, forse ora ha un ricordo più preciso? Avvocato, non lo so, e siccome lei mi sta sollecitando non ricordo bene se è stato nel 91 o nel 92. Non lo Però ricordo. se non sbaglio, perché io terminai gli arresti domiciliari Nel 91, ottobre a 91. settembre o ottobre del 91 e da lì a poco
mi portarono da Zio Nitto, no, forse passò più tempo, forse siamo già nel 92, non ricordo bene. D'accordo. Senta un'altra cosa, lei conosce Nino Cosentino? O ha conosciuto? Sì. Sì. Ha avuto con lui il rapporto di affari di droga? L'ho già detto. Io direttamente con lui non proprio di droga, però siccome lui veniva a trovarci e dove eravamo latitanti io e Leonardi, e lui qualche volta riforniva di droga e Leonardi, quindi no, ma io direttamente con lui se non ricordo male no. Lei direttamente non ricorda di aver avuto rapporti di droga? Sì. Scusi, poc'anzi ho dimenticato di chiederle una cosa. Lei ha detto si è visto con Piero Puglisi a casa di Santa Paola. Dove? Che avevo dimenticato di chiederlo. In che località, ecco? È in una zona che va da Catania a Messina, credo si chiama Graniti, una cosa del genere, non me lo ricordo bene come si chiama. D'accordo. Passiamo a un altro fatto e mi avvio alla conclusione, Presidente. Senta, lei conosce signorino Sergio? Credo che mi fu presentato da Aldo o da Enzo in un'occasione, forse da Enzo Santa Paola in un'occasione, nel 92 in un'occasione che andai a trovarlo in questo bar vicino alla Renault e c'era anche Branciforte, sì. Cognome. Oggi invece, ieri invece ha ricordato perfettamente il cognome, collocandolo fra i suoi ricordi, cioè come per averlo incontrato vicino alla Renault. È così o no? Sì, avvocato. Come mai? Come lo spiega questo? Che allora non ricordava il cognome? Non lo so, avvocato, come glielo posso spiegare, non lo so, forse i ricordi oggi sono più
forse anche la situazione di più serenità in cui mi trovo, forse è questo, perché sicuramente dopo l'inizio della collaborazione non è stato un bel periodo per me. Quindi Non lo so come spiegarle perché adesso sono più sereno di ieri o perché ieri ero più sereno di oggi. Quindi i Non suoi lo so. ricordi ora sono più chiari, in sostanza è questo il discorso che lei Ecco, vuole ma dire. non so perché, per quale motivo adesso sono più chiari. Non me lo sa dire. D'accordo. Presidente, ho finito, grazie. Quanto tempo ha bisogno l'avvocato Freddoneve? Ma quanto tempo ha bisogno? Sono 3 domande precise, Presidente. Avanti. Sì. Signor Pattarino, lei oggi ha parlato di Tropea Francesco. Può dirci quando ha saputo che Tropea è entrato a far parte dell'organizzazione? Quando lui è stato trasferito nel carcere di Bicocca, credo che siamo nell'ultimo periodo, credo, se non sbaglio siamo nel 91, mi disse che si era avvicinato a Carletto, poi mi sono incontrato più volte con suo padre e mi disse che si era avvicinato a Carletto. Quindi glielo disse il Tropea? Sì, è lui stesso il padre di Tropea. No, dico, a lei lo disse il Tropea Francesco? Sì, già il Tropea Francesco aveva intenzione di avvicinarsi a Carletto perché era persona da lui conosciuta e che lui gli stava molto a cuore. Senta, Io mi come dicevo mai? invece di evitare perché era un ragazzo che aveva altre qualità. E dato i suoi rapporti, il suo ottimo rapporto col Tropea, come mai il Tropea non si è dichiarato con lei? E io ero a Siracusa, avvocato, e lui era a Catania, poi lui era ancora detenuto. Non Lui era? penso che il signor Tropea possa negare i rapporti ottimi che abbiamo avuto io e lui. Va bene, nessun'altra domanda. Allora si sospende sino alle 16, se vuole oscurare il signor Giammarini può far allontanare il signor Pattarino e ci rivediamo alle 16. Grazie. Signor Pattarino, possiamo procedere? Sì, signor Presidente. Chi prende la parola? Avvocato Gulisano? Bene, avvocato Gulisano. Signor Pattarino, lei è stato arrestato da minorenne? Sì, Per quale reato? per un'associazione a delinquere finalizzata agli scippi. Da minorenne? Sì. E se vuole parlare più forte perché non sentiamo. Sì, avvocato. Lei da minorenne è stato arrestato, si ricorda quando? No, l'anno preciso non me lo ricordo. Sono stato arrestato da minorenne e ho scontato circa 14 giorni, o 12 o 14 giorni. E dove? Nel carcere minorile di Catania. Quanti erano gli imputati? Non li ricordo tutti, eravamo io, Di Martino, Bravetti, Trombatore, Sapienza, non li ricordo tutti. Si ricorda se in quell'occasione lei ha fatto delle chiamate in correità? Eravamo tutti minorenni, ci siamo chiamati in correità uno con l'altro, io era la prima volta che mi portavano in questura. Sente, come si interpreta nel mondo malavitoso un fatto del genere? Una chiamata in correità? È vista di buon occhio? È accettata? No, naturalmente non è vista di buon occhio. Ma si seppe che c'era stata questa sua chiamata in correità? Sì, ma come ho detto non è stata la mia unica chiamata in correità, ci siamo chiamati in correità uno con l'altro, Sì. forse perché eravamo tutti quanti incensurati e venivamo dalla scuola, non sapevamo, siamo stati tratti in tranello dal modo di fare della polizia. Lei quando ha cominciato a collaborare? Nel luglio del 93, E si trovava detenuto per che cosa? era un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Solo per questo? Sì. Qual è il motivo particolare per il quale lei si è determinato a collaborare?
E il motivo particolare l'ho detto stamattina, poi ci sono stati tanti altri motivi. No, il motivo principale che l'ha spinta a collaborare. Io avevo già deciso da un pezzo di tempo di allontanarmi dal gruppo proprio a causa della richiesta che mi fu fatta di uccidere mia madre. In tutti i modi Scusi, signor cercavo di Pettarino, se non le allontanarmi. dispiace dovrebbe parlare più forte perché non la sentiamo. Sì, avvocato, mi scusi. Detto che già da tempo, in un buon pezzo del 92 avevo deciso di allontanarmi dal gruppo a cui ero affiliato, al gruppo Nardo, prima perché non mi piaceva il modo di operare, perché diffidavamo uno con l'altro, e poi perché già avevo maturato la decisione di allontanarmi dopo la richiesta che mi fu fatta di uccidere mia madre. E chi gliela fece questa richiesta di uccidere sua madre? Aldo Ercolano e Giuseppe Mangiolo, Ma come mai? fratello di Francesco. Come mai? Gliel'ho detto stamattina, avvocato. Scusi, forse io non ero presente, se non le dispiace se lo vuole ripetere, altrimenti poi ascolteremo. No, perché no, avvocato? No, no, Gliel'ho detto non ero che presente probabilmente. Mi chiesero questo fatto a causa di lamentele che c'erano nei confronti di mia madre. Dicevano che parlava troppo in giro su determinati affiliati al gruppo, che avevano assunto un comportamento strano nei suoi confronti, e poi mi dissero che si era appropriata di una somma di denaro e che la soluzione di questo era, a mia domanda di che cosa potevo fare io per questo fatto, mi dissero l'unica è di ucciderla. Il signor Ercolano mi spiegò anche il modo come dovevo fare, visto che io mi trovavo a casa di mia madre in quel periodo, e mi disse che bastava che gli alzassi i piedi, allorquando lei si affacciava per stendere la biancheria e buttarla giù, poteva essere giustificato come un incidente. Ma lei, questo in quale periodo accadde? Si ricorda il periodo? Sì, credo nel 91, credo. Sì. Un momento che lei era libero? Ero detenuto agli arresti domiciliari, sì, quindi siamo, avvocato scusi, siamo credo nel maggio del 91, perché ero detenuto agli arresti domiciliari per la pena che espiai, che uscì a ottobre 91. E un pensiero così atroce si pensava di realizzarlo proprio attraverso il figlio? Non lo so, avvocato, perché si pensava di farlo attraverso il figlio, però mi fu detto così. Anche a me suonò stranissima la richiesta. Lei è stato assuntore di droga? In modo sporadico. Che significa in modo sporadico? Casualmente. Si può definire tossicodipendente? Completamente. Non è capitato qualche volta che lei è sparito da casa ed è stato ritrovato, tra virgolette, boccheggiante per un eccessivo uso di droga? Mai, avvocato, non è mai successo che sia stato trovato boccheggiante per eccessivo uso di droga. Lei non ricorda di essere stato ritrovato da Enzo Mangion nella spiaggia di Agnone Bagni? Io nella spiaggia di Agnone Bagni non sono mai stato ritrovato da nessuna persona, e tantomeno da Enzo Mangion. E comunque, avvocato, per quanto riguarda questo, quando sono stato arrestato mi sono stati fatti accertamenti medici che fanno un po' tutti i detenuti quando li arrestano, che possono comprovare se io ero in uno stato di dipendenza da qualsiasi droga o se avevo assunto droga da lì a poco. Ma scusi, lei perché allora ha detto sporadico? Che tipo di droga ha assunto lei? Cocaina, avvocato. Sporadico gliel'ho detto perché ho detto sporadico, perché è stato casualmente. Casualmente significa una volta, 2 volte nella sua vita? No, una volta ogni tanto, anche perché molti appartenenti al gruppo stesso ne facevano uso. Non è il caso forse di nominarli uno per uno, perché finiremmo tardi. Non ha importanza, l'esame è rivolto a lei. Lei è uomo d'onore? No. Lo è mai stato? Ritengo. No, se non lo sono, non lo sono mai stato. Lei non ha mai avanzato richiesta di diventare uomo d'onore? No, nel dicembre 91, poco prima che nascesse mio figlio,
E mi fu detto che da lì a poco il signor Nardo mi avrebbe battezzato e il signor Mangion non voleva che io facessi questo passo o che perlomeno mi battezzasse altra persona che non fosse lui. Ma lei non aspirava a questa carica? No, perché da lì io già in quel periodo volevo allontanarmi soprattutto in particolare dal signor Nardo, anche se non volevo mai interrompere i rapporti affettivi con il signor Mangion. Lei ha detto, risulta anche dalla posizione giuridica, che da 18 anni e 24 anni ha passato buona parte del tempo in carcere. Sì. Com'è che veniva a conoscenza di determinati fatti, visto che lei non era uomo d'onore e quindi non poteva partecipare a certe riunioni? Perché le persone si fidavano di me, avendo le credenziali. Nonostante i suoi trascorsi? Guardi che i miei trascorsi non sono così burrascosi come lei vuol far capire, avvocato. Io non voglio fare capire niente, signor Patterino, lei non tragga delle conclusioni. Io sto facendo il controesame. Perché portavo l'allegria dove andavo, a me il carcere non mi interessava completamente. Lei ha detto che andava a trovare il signor Mangion Francesco e lo accompagnava spesso Pippo Mangion. Sì. Ha anche detto stamattina che lei non sapeva dove dimorava il signor Mangion. Sì, Come mai? Non l'ho mai saputo. Come mai? Non c'è stata mai occasione di saperlo e poi non mi interessava di saperlo perché poteva succedere qualcosa al signor Mangion ed era meglio non saperlo dove stava. Meno si sa dove un latitante meglio è. Quindi nonostante quel rapporto che lei dice, non si fidava di lei? Chi è che non si fidava di me? Il signor Mangion. No, avvocato, ha interpretato male quello che io ho detto. Ho detto che io non volevo saperlo e non era così indispensabile saperlo perché meno si sa dove dimora un latitante e meglio è. Senta, quando lei si incontrava con il signor Mangion Francesco, di che cosa parlavate? Un po' di tutto. Le spiego il motivo della domanda. La premessa è questa. Lei ha detto che il signor Mangion non accettava assolutamente che lei delinquesse. Ha detto che quando si parlava di droga cambiava discorso. Non voleva che lei trattasse la droga. E allora quando vi incontravate, visto che spesso lei si incontrava con il signor Mangion o che addirittura ha partecipato a qualche riunione, di che cosa si parlava? Bisogna vedere di quale riunione parliamo, ogni riunione ha una sua storia. Ci sono state riunioni dove abbiamo parlato di estorsioni, ci sono state riunioni dove abbiamo parlato di determinati progetti che c'erano per Siracusa o per la provincia siracusana. Ci sono stati casi in cui ho parlato con il signor Mangion come un figlio può parlare col padre. E per questo va bene. Io mi riferisco a fatti invece illeciti. Sì. Dico, fatti illeciti. Ne ho accennati diversi fatti illeciti, in merito alla discussione che ho avuto con Leonardo, in merito a delle situazioni che si stavano creando a Siracusa, in merito a una discussione che una volta ebbi con Narcisi Nuccio e che portammo davanti alla presenza del signor Mangion, in merito all'eventuale soppressione fisica di Nello Romano. Senta, lei ha parlato di un incontro con stranieri, fra cui una donna. Mi scusi, avvocato, non ho capito bene quello che ha detto. Ha parlato lei di un incontro al quale ha assistito, nel quale oltre al signor Mangion Francesco c'erano anche degli stranieri e una donna. Sì. Si ricorda? Sì, a casa del Malpassato. Sì. E lei ha partecipato a questa conversazione? Non proprio nel modo totale, perché poi siamo usciti perché non c'ero solo io in quella discussione. Quindi lei non sa di che cosa si è parlato? Parlavano, il Mangion, essendo abile a parlare la lingua straniera, fungeva da interprete con il Malpassato, spiegandogli che c'era questa possibilità di acquistare questa
questo stupefacente ai prezzi che ho già indicato e nelle modalità che ho già indicato. Sì, signor Pattinello, però io vorrei capire perché il signor Mangion, se come ha detto lei, ogni volta che si parlava di droga cercava di cambiare discorso, a un certo punto davanti a lei parla di droga con gli stranieri. A parte che io non capivo quello che lui diceva con gli stranieri. Quindi non lo sa. Sono stato, aspetti avvocato, ha detto che sono stato presente poi alla traduzione che il signor Mangion ha fatto al Publienti stesso. E io l'ho capito. Il signor Mangion ha sempre fatto capire che del traffico degli stupefacenti, almeno a me e a noi familiari, che del traffico di stupefacenti lui non ne sapesse niente e che era contrario. E comunque tagliava i discorsi non appena nascevano. Non è molto facile contraddire questo è il motivo della mia domanda. Quando parla. Scusi, il motivo della mia domanda è proprio questo. Sì, se come dice lei, il signor Mangion davanti a lei non parlava di droga, perché poi a un certo punto tratta la droga con lei presente? Perché in quel periodo, a parte che aveva saputo che io avevo acquistato determinate partite di droga dal Samperia a prezzi un po' alti e mi disse anzi Claudio ti rispetta veramente, in modo ironico, quindi è stata una catena quel discorso. Ma veramente lei nelle scorse udienze non ha detto esattamente questo, ha detto che il signor Mangion Francesco si seccava tutte le volte che si parlava di droga, cambiava discorso e non voleva portare avanti il discorso sulla droga. L'ho appena detto, avvocato, forse ho usato termini diversi, ma l'ho appena detto. Scusi, lei ha anche detto che tutto ciò che sa sul Mangion Francesco l'avrebbe appreso da altre persone, è così? Sì. Allora, anche dal Mangion stesso. Prego? Anche dal Mangion stesso, bisogna vedere di quali episodi parliamo. Stiamo parlando di droga. Lei ha detto che tutto ciò che sapeva sul Mangion lo ha appreso da altre persone. Non l'ho mai saputo dal Mangion stesso, per quanto riguarda la droga sì. Non gliel'ha mai detto. Ma gli altri che cosa esattamente le hanno detto, oltre che il Mangion si stava arricchendo, come ha detto lei, in ordine alla droga? Era lui il promotore di questa... Ma lei direttamente non ha appreso nulla? Direttamente no, avvocato, non posso dirle diversamente da quello che lei sta dicendo. Io direttamente dalla sua bocca non l'ho mai sentito dire. Benissimo. E né lei ha mai visto il signor Mangion trattare droga? No. No. Lei ha parlato di un tale Fortunato Mannino. Sì. Un signore calabrese di Vibo Valencia. Ma Fortunato Mannino, lei ha parlato del signor Mangion Francesco. Sì. Ma lo conosceva il signor Mangion Francesco? Per parlarmene sicuramente lo conosceva. No, questo non significa niente. Conosceva, anche lei ha parlato di me stamattina, ma non mi conosce. Mangion, ed era molto tranquillo nel parlare con me. Scusi signor Patterino, lei forse non ha sentito. Anche lei stamattina ha parlato di me, però non mi conosce, è vero o no? Sì, avvocato. Oh, quindi se il signor Fortunato Mannino parlava di Mangion, questo non significa che conosceva fisicamente, personalmente Mangion. Certo, può anche essere che non lo conosceva fisicamente, può darsi che conosceva il signor Mangion come nome. E quindi anche Fortunato Mannino ne parlava per sentito dire? Può essere per sentito dire o per constatazione di fatto. Ma constatazione di fatto in che senso? Può darsi che il Mannino aveva avuto degli interessi con il Mangion, che io non so, non lo so. È una sua illazione? Lei, giusto. Lo pensa lei? Certo, può darsi, avvocato. Ecco. Diceva anche lei, ha detto nelle scorse udienze, che il signor Mangion Francesco ha sfruttato i canali del contrabbando. Anche sì. Questa è una sua illazione oppure lei ha elementi certi per poter confortare quello che dice? No, questo qua l'ho detto perché tante persone mi dicevano che era lui a organizzare questo traffico proprio tramite i canali del contrabbando, essendo stato lui uno dei perni per quanto concerne l'attività del contrabbando delle sigarette. Anche i suoi ex marinai, persone che adesso sono molto anziane, che io ho incontrato carceri, mi dicevano che lui stava usando gli stessi canali per organizzare questo traffico e che era molto abile in questo. Quindi diciamo una voce di popolo? Sì, forse solo io non sapevo direttamente che lo stesse facendo, poi lo sapevano tutti. Ma no, scusi signor Patterino, a me interessa sapere,
quello che a lei veniva riferito sempre da altre persone per sentito dire, non perché personalmente avessero mai avuto un rapporto in questi termini con il signor Mangion. Avvocato, scusi, un rapporto in questi termini specifico l'hanno avuto il Santonocito, lo Strano, il paratore Antonino, i quali sono stati anche arrestati per questo traffico di stupefacenti unitamente al signor Mangion. Io le dico che sono stati anche assolti. Da queste persone, da queste fonti diciamo autorevoli, ho avuto queste informazioni, quindi può darsi che tutti quanti erano diventati pazzi e dicevano la stessa cosa. Può anche darsi che qualcuno abbia detto la verità. No, signor Patterino, io non dico questo, poi andremo ad interrogare gli altri. Intanto a me interessa conoscere quello che lei sa, perché lo sa e come lo sa. Lei ha mai visto Mangion o ha mai assistito a una trattazione di droga tra Mangion ed altre persone? No. Le l'ho già detto, no, avvocato. Le persone che a lei l'hanno riferito, lei ha mai avuto contatti per acquisto o vendita di droga? Che abbiano avuto a loro volta un rapporto con Mangion? Può ripetere? Scusa, non ho sentito l'ultima parte, avvocato. Scusa. Cioè, le persone alle quali lei fa riferimento, lei le ha mai viste trattare droga con Mangion? No. Vi dico un po', ieri il pubblico ministero le ha parlato di due personaggi siracusani che lei ha definito padre e figlio, Ciccio Accolla e Monforte Rocco. Lei li ha conosciuti personalmente? Il signor Accolla ho conosciuto personalmente, che adesso mi sembra che sia deceduto, se non sbaglio. E sa se appartenevano ad organizzazione malavitosa? No, Colla non apparteneva a un'organizzazione malavitosa. Ho specificato ieri che il signor Accolla, vista l'anzianità del signor Accolla, era definito per i trascorsi forse un vecchio uomo d'onore della provincia di Siracusa e che lo stesso in più di un'occasione ha funto da pacere in scontri che c'erano in atto nel siracusano. Lei sa se per caso questo signore aveva un rapporto di parentela con tale Urso Agostino? Sì. Sì, in che senso? Sì, so che era parente di Agostino, però non so come e perché era parente di Agostino. Ancora lei non ricorda se chi fosse il padre e chi fosse il figlio? No, non me lo ricordo, avvocato. Quando lei ha partecipato alla riunione che si tenne nel deposito, stamattina abbiamo appreso di Bitumi, mi pare che ha detto, al quale avrebbe partecipato lei, il Samperi e Tuccio, si ricorda di che cosa si parlò? Sì, bene o male sì. Cioè? Sì, si parlò di come dovevo organizzarmi la latitanza a Siracusa. Di come doveva? Visto che ero nell'occhio del ciclone da parte delle forze dell'ordine, il signor Mangion mi mise a disposizione, anche per l'amicizia che era intercorsa tra me e il Samperi, lo stesso Samperi, dicendomi che si sarebbe interessato lui per quello che io avevo bisogno e che ogni settimana me lo avrebbe mandato giù. In quale periodo si verificò questa riunione? Nell'89. Quando? Nell'89. Ed è stato l'unico episodio? L'unico episodio che parlammo di questa cosa? In quel deposito, sì. Sì. Cioè soltanto nell'89 lei partecipa a questa riunione? Non ce ne sono state altre riunioni in quel deposito? No, non ce ne sono state. Solo questa? Lei, Mangion Giuseppe, fratello di Mangion Francesco, quando l'ha conosciuto? Da piccolino. Cioè significa da sempre? Appunto, l'ho sempre conosciuto come mio zio. E della famiglia del signor Mangion, lei da piccolino, chi ha conosciuto da sempre? Il padre del signor Mangion, il figlio Vincenzo, nell'ultimo periodo l'ho conosciuto. Allora non da sempre. Cioè la mia domanda era da sempre che ha conosciuto, poi le chiederò gli altri quando li ha conosciuti. Sì,
Sì, Antonino Licciardello l'ho conosciuto da sempre, Giuseppe Licciardello da sempre, Mimmo Licciardello da sempre, il signor Giuseppe Mangion, fratello di Francesco, da sempre. Ma perché venivano a trovarla a Siracusa o era lei che li cercava? No, sì, perché venivano a trovarmi a Siracusa o venivano a trovare mia madre e portargli i soldi nei periodi in cui il signor Mangion mancava. Che significa che il signor Mangion provvedeva al vostro sostentamento? Certamente. Sistematicamente? Sì. Il signor Mangion ha mai provveduto nei suoi confronti perché lei continuasse gli studi? Ha sempre insistito perché io continuassi gli studi, poi purtroppo è andata E ha diversamente. sempre insistito perché lei non fosse un deviante, no? Sì. Ma nonostante tutto, lei Purtroppo non ha mai... è stella che corre, doveva andare così. Ho capito. Quindi, perché lei ha sempre parlato del signor Mangion Giuseppe come persona alla quale si rivolgeva o perché doveva incontrare il signor Mangion Francesco o per altri motivi? Cioè, che posizione aveva Mangion Giuseppe, fratello? Appunto, l'ha detto lei, fratello. Il fratello, sì. A chi potevo rivolgermi meglio del signor Mangion Giuseppe per poter parlare con il fratello dello stesso? Quindi soltanto perché lui facesse da tramite tra lei e il signor Mangion Francesco? Solo per questo motivo? Ho conosciuto prima il signor Mangion Giuseppe quando faceva il cameriere. Sì. Cioè, mi ricordo quando lui faceva il cameriere nel bar vicino al Tribunale di Catania. Quindi Sì. mi sono sempre rivolto a lui come a mio zio, non come a un'altra persona perché è inserita nell'organizzazione. Poi abbiamo avuto altri tipi di rapporti, ma il rapporto iniziale è stato quello e per me è stato sempre mio zio, non un'altra cosa. Ma rapporti di natura poco lecita lei non ne ha avuti mai con Mangion Giuseppe? Ne ho avuti, avvocato, forse mi sono espresso male io adesso in quello che ho detto che per me, a parte il signor Giuseppe Mangion cosa significasse nell'occasione, per me era mio zio. Lei ha parlato anche di Mangion Vincenzo. Mangion Vincenzo, quando l'ha conosciuto? Credo nel 90. Dove? O nel 90 o nei primi mesi del 91. Dove? O nella fine del 90 o nei primi mesi del 91. Dove l'ha conosciuto? A Siracusa presso i locali della Coin. E che ci faceva nei locali della Coin? Io o il signor Mangion? Il signor Mangion Vincenzo. Come? Il signor Mangion Vincenzo. Avevamo un appuntamento che ci aveva fatto Nino Licciardello per farci conoscere. Solo per questo. Quindi da quel momento È una cosa da poco conoscere un fratello solo per questo. da quel momento lei lo ha incontrato spesso Mangion Vincenzo? Spessissimo. Spessissimo, che significa? Con quale cadenza? Una cadenza diciamo che almeno 2 volte. Veniva da me. Da lei dove? O a casa mia o nel negozio dove poteva trovarmi o comunque riuscivamo ad incontrarci sempre. Lei ha mai ricevuto contributi di natura economica da Mangion Vincenzo? Sì, una volta per un arresto per quell'arresto che passai 7 mesi alla detenzione domiciliare si è interessato di aiutare la mia famiglia. E poi nella mia ultima detenzione mi mandò 5 milioni tramite mia madre che in quel momento mi servivano per un onorario credo di un avvocato, per arrivare a una cifra che ci voleva per un avvocato. Lei
parlando di Mangion Vincenzo, ha spiegato al signor pubblico ministero, che le chiedeva di Mangion Giuseppe, che Mangion Giuseppe e Mangion Vincenzo è la stessa persona. Come mai lei nel 1993, verbale del 25 luglio 93, ebbe a riferire al pubblico ministero che dietro la porta dell'ufficio di Mangion Vincenzo c'era una targa sulla quale era scritto geometra Giuseppe Mangion, e pare che lei non si riuscisse a spiegare come mai l'ufficio risultava intestato a questo fantomatico Giuseppe Mangion quando invece suo fratello portava il nome di Enzo Mangion. Scusi, non ho capito il fine della domanda. Come mai io all'epoca non riuscivo a spiegarmi questo fatto? Sì. Cioè lei ha conosciuto il signor Mangion Vincenzo, come dice lei, sempre come Enzo, mai come Giuseppe. Avvocato, le spiego. Avvocato, io siccome sino adesso quando parliamo di questo ragazzo a cui io mi sento particolarmente legato, anche se capisco la sua posizione, la posizione che lui deve avere nei miei confronti, mi viene male a parlarne perché è una persona a cui voglio molto bene, perché ha dimostrato di essere lui un uomo d'onore, non nel senso di battezzato e fatto mafioso, galantuomo, ma di uomo d'onore nel senso proprio di onore della persona. Galantuomo. E allora, ecco, colgo la palla al balzo. Le risulta quindi che... differenza di tutti questi uomini che si chiamano uomini d'onore? No, Enzo è un galantuomo. All'inglese gentleman, va bene? E mi dica un po', quindi lei può dire che Mangion Vincenzo è persona che ha sempre vissuto e lavorato onestamente? Non ho mai detto il contrario. Assolutamente, non voglio che le dica il contrario, io desidero che lei dica... di un nome onorato. Quindi lei afferma che Mangion Vincenzo è persona che ha sempre vissuto e lavorato onestamente e non ha mai avuto a che fare con il mondo malavitoso. Lo conferma? L'ho detto anche ieri, credo, ma io desidero che lei lo dica a me ora. Che fino a quando io ho avuto modo di sentirlo, di frequentarlo, lo stesso viveva di lavoro. Quindi, e anzi cercava di portarmi anche a me sulla strada del lavoro. Sì. Un'ultima domanda su Enzo. Lei ha detto stamattina, rispondendo a una domanda del signor pubblico ministero, che un giorno vi siete recati, credo una volta, in un garage, il garage centrale, come l'ha definito il signor pubblico ministero, e il Mangion, o suo fratello, ha lasciato dentro la macchina e le ha anche detto che il proprietario era un amico nostro. Giusto o no? Sì, avvocato. Si ricorda dov'è questo garage? Cioè, anche se lei non conosce... Come ho detto stamattina al pubblico ministero, purtroppo non so spiegarle bene le strade di Catania, so girarla bene, ma non so dirle qua e là. Io le indico un punto di riferimento, lo studio tecnico del geometra Mangion, Giuseppe. Sì. Era distante dal garage? Sì, molto. Scusi, io mi riferisco allo studio di via Luigi Sturzo. Perché lei ha indicato... Sì, anche lo studio di via Luigi Sturzo era distante. Era molto distante. E senta, se era molto distante, lei la zona la riesce ad indicare, non so, per qualche caratteristica, per qualche palazzo particolare, per la vicinanza del Giardino Bellini, non lo so, o del mare... Avvocato, senta, se non vado errato dovrebbe essere nella vicinanza, alle spalle della villa, in una delle parallele della villa Bellini, salendo dalla villa Bellini. Poi questo garage si trova proprio in una... si affronta una curva che va in salita e che poi su porta ad un semaforo che ha due... Va bene, signor Pattarino. Uno alla destra e uno a sinistra. Ecco, e ora io torno alla mia precedente domanda. Era distante lo studio del geometra Mangion da questo garage? Non era certamente vicino, era distante. Prego? Non era certamente vicino, era distante. Perché lo studio del geometra Mangion era in via Luigi Sturzo. La via Luigi Sturzo è quasi in piazza Stesicoro. Avvocato, poi questo sarà oggetto... faremo una perizia. Vedremo, siamo catanesi, non abbiamo bisogno. Fatto notorio.
Lei ha parlato anche di Nani Antonino. Quando l'ha conosciuto Nani Antonino? Non mi ricordo bene la data. A che proposito l'ha conosciuto? Ho detto non mi ricordo bene la data. In che proposito l'ho conosciuto? Con il signor Nani Antonino noi non ci conoscevamo come si può dire, come cognati. E come vi conoscete? Poi lui ha saputo, perché lui non accettava questo discorso, poi lui ha saputo questo quando ci siamo incontrati più volte dal Nardo, che era diventato il suo cognato. Un po' dovrebbe alzare la voce. Sì, scusi Presidente. No, bisognerebbe che alzasse la voce. Signori, per favore. Vuole Noi chiediamo al signor Pattarino di svegliare il collaboratore. Signor Pattarino, Gli dia una botta sulla spalla. dovrebbe alzare la voce. Sì, va bene Presidente. No, deve fare in modo di svegliare chi le sta di fronte. Un secchello là. Signor Giammarini. Il collegamento, per favore. E che fa sto cosa? Va bene. Va bene, possiamo proseguire. Sì, scusi Presidente. Non si preoccupi. Silenzio in aula. No, signor Pattarino, mi diceva che Nania non accettava questa situazione? Sì. E lei l'ha conosciuto a casa di Nardo? Sì, l'ho rivisto a casa di Nardo. Ma prima dove l'aveva visto? Prima dove l'aveva incontrato? L'ho incontrato qualche volta quando sono andato a trovare il signor Mangion da dietro l'Avinec, però il signor Mangion faceva in modo che non ci incontrassimo. Comunque faceva in modo che non ci incontrassimo. E lei sa se il signor Nani Antonino è persona che ha sempre lavorato onestamente? Sì, so che faceva il carrozziere prima che sposasse la figlia del signor Mangion, e che poi si è dedicato ad altre attività, gestendo appunto per conto del signor Mangion il bar Epoca, i 2 bar Epoca. Ma le risulta che il signor Nania gestiva invece una concessionaria di auto? Sì, ha gestito anche la Nick Car, che era sempre una concessionaria del signor Mangion. Perché lei dice che sia la Nick Car che il caffè Epoca erano del signor Mangion? Perché lo sapevo, avvocato, che erano del signor Mangion, è normale che... Ma lei sa se erano ditte individuali o società? Non lo so se erano ditte individuali o società. Il bar Epoca nacque su dove prima c'era la Nick Car, nello stesso posto dove era la Nick Car, e poi non so com'è che io devo spiegargli, perché sapevo che queste cose erano chi gliel'ha detto? del signor Mangion. Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Ma lei ha detto com'è che io so che queste cose erano del signor Mangion? E lei ha detto lo so. Qualcuno gliel'avrà detto? O è una sua intuizione? Ma com'è una mia intuizione? Scusi, visto che io andavo a trovare il signor Mangion anche prima che era latitante nei locali della Nick Car, sapevo che questo negozio erano di mio padre, no? Scusi. Ma scusi, ma non poteva il signor Mangion, nella sua qualità di suocero di Nania, frequentare la concessionaria, un negozio del genere? Avvocato, gli ho detto che sapevo che queste cose erano di mio padre, perché mio padre in più di un'occasione ebbe anche a lamentarsi di certe cose che non andavano in questi locali. Quindi lei afferma che si è trattato di una ditta individuale? Gli ho detto che non so se si trattava di una ditta individuale o di una SR o di altri tipi di società. Gli ho detto quello che gli ho detto, avvocato. Il signor Nania era inserito nell'organizzazione? No.
Lei ha anche parlato, perché gliel'ha sollecitata la risposta del signor Pubblico Ministero, di una vicenda processuale nella quale sarebbe rimasto coinvolto il Nania. Si ricorda quando avvenne l'arresto del Nania? Nell'87. Conosce l'esito del processo? No, credo che ci fu una soluzione generale là. Il signor Nania uscì subito dal carcere, dopo un po' uscirono i suoi fratelli. E furono assolti? Se non ricordo male, sì. Sì. Lei, parlando di questo processo, cioè del processo nel quale è rimasto coinvolto il Nania, ha anche detto che a Piazza Lanza i fratelli Strano si lamentavano del comportamento di chi? Si lamentavano del fatto che i Nania tenevano un comportamento pietoso per questa carcerazione che si stavano facendo, dimenticando forse di chi erano parenti, e dimenticando a dir loro che quando ci sono stati i bei tempi, cioè che si sono guadagnati i soldi, tutto andava bene, adesso ci piangono. Senta, i Nania erano ristretti tutti e tre a Piazza Lanza? No, loro avevano comunque contatti con gli altri Nania. Quello che era ristretto a Piazza Lanza con me era, credo, il piccolo Gianfranco. E gli altri? O Giancarlo. E gli altri? Gli altri erano ristretti in altri carceri. E quindi come potevano conoscere le lamentele i fratelli Strano? L'ho detto poc'anzi, avvocato, perché loro avevano comunque dei contatti, forse di corrispondenza o forse tramite i parenti, sapevano le notizie degli altri. Un po' tutti in carcere ci interessiamo dei nostri coimputati e del comportamento che siccome hanno. lei parlava di lamentele e quindi normalmente si percepiscono le lamentele direttamente, lei non le ha percepite direttamente? No, io ho percepito quelle del Nania che era detenuto con me. Ma gli Strano, quando furono arrestati per questo fatto relativo al traffico di droga, lei era già ristretto a Piazza Lanza? Sì. Da quanto tempo? E non me lo ricordo da quanto tempo, avvocato. Loro occupavano la 45. Tutti e due gli Strano? Come? Tutti e due i fratelli Strano? No, i due fratelli Strano erano il Mario Strano era il numero della cella non me lo ricordo, comunque era nel braccio sinistro, la prima stanza a primo piano. Strano chi? Paratore. No, scusi, chi dei due Strano era nel braccio sinistro? Scusi, la mia domanda era rivolta a conoscere se i due Strano erano tutti e due a Piazza Lanza quando arrivarono dopo l'esecuzione degli ordini di cattura. Non mi ricordo se erano tutti e due detenuti là, comunque per un periodo poi credo che siano stati detenuti là, se non ricordo male. Comunque basta andare alla matricola che è più aggiornata di me. Lo so che basta andare alla matricola, ma io volevo conoscere da lei i suoi ricordi per vedere se sono buoni oppure no. Certo, avvocato, io quello che mi sto ricordando le sto dicendo. Lei, parlando di Strano Mario, ha detto che Strano Mario era uno che collaborava con Mangiano Francesco? Sì. Non ho sentito. Avvocato. Sì. Ma che significa collaborava con Mangiano Francesco? Da sempre è stata una persona legata a Mangiano Francesco. Ma che tipo di rapporto c'era con Mangiano Francesco? Erano anche compari. Erano compari. Ma rapporti leciti, illeciti tra Strano Mario e Mangiano Francesco? Leciti e illeciti, hanno fatto l'illecito come il lecito. E l'illecito mi interessa. Di illecito lei cosa può dire? Lo Strano Mario prima ha fatto il contrabbandiere insieme al signor Mangiano, poi nell'ultimo periodo era unitamente a suo fratello, si interessavano di questa gestione degli stupefacenti, anche se le ripeto, come ho detto stamattina, che lo Strano Mario purtroppo non navigava in buone situazioni economiche, e in più di un'occasione ho avuto modo di parlarne con lui e cercare anche di aiutarlo. Quindi
sostanzialmente trafficava o non trafficava Strano Mario? Sì, avvocato, gliel'ho detto, sì. Sì, ma non navigava in buone condizioni. E allora Non lo so perché non navigava in buone condizioni, perché si diceva che aveva le mani bucate, quindi questo forse sarebbe meglio chiederlo al signor Strano cosa ne faceva con i soldi. No, io non voglio sapere che ne faceva dei soldi, io voglio sapere da lei soltanto, lei come contrabbandiere di sigarette, l'ha mai visto in azione? Ma dormivano e mangiavano a casa mia tantissime volte, quando si facevano gli sbarchi delle sigarette a Siracusa, unitamente a Franco Grillo, a Caccarazza, a Pippo Rocca, non so, tutte persone che sono oggi decedute ma che sono state storicamente legate al signor Mangioli. Lei parla di 20 anni fa. Anch'io andavo con mia madre, andavo al porto di Siracusa ad avvisarli con la radio se era uscita la nave la vedetta della finanza, in modo che loro potevano fare o meno il suo sbarco di sigarette. Quanti anni aveva lei? Ero piccolo, avvocato. Quindi si parla di più di 20 anni fa? Sicuramente, avvocato. Benissimo. Lei come fa ora a dire che Strano Mario trafficava in droga? Ve l'ho detto prima, perché il fratello trafficava in droga e facevano parte dello stesso gruppo. No, ma veda signor Patterino, non mi basta che lei ha detto perché trafficava, cioè io desidero sapere da lei tutto ciò che a lei risulta per averlo percepito o appreso direttamente. Lei, sì, Strano Mario, non ha mai visto trafficare? Dal signor Strano Mario non ho mai avuto notizia che lo stesso trafficasse in stupefacenti, né ho mai avuto modo di vedere che lo stesso cedesse o acquistasse qualsiasi partita di stupefacenti. Mi basta. Lei ha detto anche ieri, parlando di Strano Mario, che l'avrebbe mandata, Strano Mario avrebbe mandato lei, l'avrebbe indirizzata nel nord per un acquisto di dollari falsi. Avvocato, mi scusi, non ha mandato me per l'acquisto di questi dollari falsi. Ho detto ieri che unitamente al Mario Testa e al signor Strano Mario discutevamo che c'era la possibilità di guadagnare questi soldi, che comunque avremmo dato una quota al signor Mario stesso. Ma perché lo stesso ci indirizzò in Turi Basetta, che si trova nella zona nel nord Italia. Scusi signor Pattarino, lei perché avrebbe dovuto dare una quota a Strano Mario? Ma gli ho detto poc'anzi che il signor Strano Mario si lamentava che navigava in brutte acque, siccome persona che io conosco da una vita gli faceva tenerezza, non a caso gli feci prendere al Mario Testa la gestione del bar che si trovava nella nostra bisca, dicendogli a priori al Testa che doveva dividere i proventi di questo bar con il signor Strano. Sì, e allora io ecco dove voglio arrivare. Quindi in pratica lei ha pensato di destinare una quota del traffico di valuta falsa soltanto così a scopo filantropico nei confronti di Strano Mario. Ma comunque il Mario Testa tutto quello che faceva gli dava una quota al signor Strano Mario. Va bene, facevano anche dei piccoli movimenti di usura che forse non era neanche il caso di nominare, perché... Scusi signor ma Pattarino, comunque anche di questo il signor Strano Mario percepiva una quota. Benissimo. Nonostante il signor Mangiolo non lo sapesse. Io voglio arrivare, ecco il punto dove voglio arrivare, che Strano Mario, al quale voi concedevate questo sussidio, non ha partecipato ad attività delinquenziale. Questo io voglio sapere da lei. Attività delinquenziali in se stesso, e nel caso singolo non gliene posso attribuire se non quello di essere un affiliato alla nostra organizzazione dai tempi forse della fondazione. Va bene, è chiaro il discorso e non lo nega nemmeno il signor Strano Mario di essere stato un vecchio contrabbandiere di sigarette. Siccome noi oggi ci occupiamo di altri tipi di reato, io desidero sapere, ecco il chiarimento che volevo, avere conferma da lei che anche in ordine a questo traffico di dollari falsi Strano Mario non aveva nessun interesse diretto e quindi la avrebbe quota comunque percepito da parte del signor Testa una quota, perché il signor Testa tutti gli affari illeciti che faceva
destinava una quota al signor Ma a Strano scopo di Magno. beneficenza, L'ho poc'anzi perché, detto, avvocato. scusi, ma perché vi faceva tenerezza questo suo stato di Questo malessere non lo so economico? se gli faceva tenerezza al signor Testa, ma siccome frequentavano lo stesso gruppo e si dicevano dello stesso gruppo, non so se può dirsi per tenerezza. Io l'ho fatto perché mi faceva tenerezza. Benissimo. Senta, Strano Giuseppe invece, il fratello, lei quando l'ha conosciuto? Nello stesso periodo in cui ho conosciuto lo Strano Magno. Cioè? Avvocato, volevo dirle una cosa. Eventualmente io potrei anche farle vedere delle foto in cui siamo assieme con lo Strano Giuseppe e con lo Strano Magno. Ma nessuno Se le nega, servono. nessuno nega che vi conoscete o vi siete A conosciuti. volte quando l'ho conosciuto, quando non l'ho conosciuto, li ho conosciuti già l'ho detto già da parecchio tempo. Sì, veda, siccome a noi Nessuno interessa in questo momento conoscere la posizione dei due fratelli Strano in ordine ai reati che vengono loro contestati, quindi abbiamo necessità di apprendere da lei se veramente hanno mai partecipato attivamente ad associazione mafiosa e se mai hanno avuto interesse in un traffico di sostanze stupefacenti. Lei per Strano Magno, mi pare di aver capito, ha detto che non le risulta che avesse questa posizione in seno all'organizzazione. Per averlo preso da lui mai. Per Strano Giuseppe, quindi lei lo conosce da tanto tempo. Come lo ha conosciuto Strano Giuseppe? Nello stesso modo che ho conosciuto suo fratello, mi conoscono sin da piccolino quando io abitavo ancora a Catania. E vi siete visti sempre? Non c'è stata un'interruzione nel tempo? Cioè la frequenza si è sempre svolta senza soluzione di continuità? Quando capitava di vederci ci vedevamo. Nell'ultimo periodo che lui inizialmente era cointeressato nel discorso della Coin di Siracusa, ci vedevamo più spesso. Strano Giuseppe, ecco. Che cosa ci faceva nella Coin di Siracusa il signor Strano Giuseppe? Ho detto che era cointeressato prima, perché poi chiese la sua quota e se ne uscì, era cointeressato nella gestione di questa truffa che si doveva fare. No, truffa che si doveva fare, cioè la truffa doveva venire, ma in realtà gestivano il negozio senza aver truffato. Sì, però era già programmato quello che doveva nascere dopo. Comunque a lui non gli piaceva perché a futuro memoria. No, ma organizzata la cosa e chiese la sua quota e se ne uscì. Benissimo, quindi così siamo tranquilli che Strano Giuseppe non ha programmato nessuna truffa. Benissimo. Lei l'ha visto che gestiva quindi lecitamente, onestamente, questo negozio Coin in Siracusa. È così o no? Sì, avvocato. A partire da quando? Si ricorda il periodo? Nel 91. Nel 91. Nel 90 per caso no? Io nel 90 ero detenuto, avvocato, quindi so che già da un pezzo lui era a Siracusa che gestiva questo locale. Benissimo. Perché mi mandava i saluti tramite mia madre. Quindi abbiamo la certezza che 90-91 il signor Strano Giuseppe lavorava a Siracusa nel negozio Coin. Lei gli ha attribuito a Strano Giuseppe anche lo smercio di sostanza stupefacente. Sì. Mi vuole per cortesia dire in quale periodo lei ha appreso che Strano Giuseppe avrebbe smerciato sostanza stupefacente? Veramente lo Strano Giuseppe si sapeva già da un pezzo. Lasciamo perdere si sapeva, signor Rappattarino, le ho detto poco fa, non mi interessa quello che si sapeva, mi interessa quello che sa lei. Avvocato, quello che so io gliel'ho detto stamattina, che lo stesso Strano Giuseppe nell'ultimo periodo che venne a Siracusa affinché io gli sistemavo una faccenda che aveva in sospeso con un commerciante, mi propose direttamente l'acquisto di mezzo chilo di cocaina al prezzo di 40.000 lire. Il periodo, l'ha detto stamattina. E mi propose anche se potevo fargliene smerciare nella zona di Siracusa. Io presi tempo per avvertire il signor Mangion. Sì. Ma lui invece riferì al signor Mangion che avevo fatto io questa richiesta a lui per l'acquisto di questi stupefacenti. E mi tolgo una curiosità, qual era il prezzo di mercato della cocaina in quel periodo? Non lo so, però comunque 40.000 lire era un buon prezzo. Non la comprava, ha detto che la comprava da Samperi, ha detto che la comprava anche altrove. Infatti non ho detto che l'ho acquistata anche dallo Strano. No,
ha detto che lo Strano mi propose l'acquisto di questa Benissimo. cocaina o comunque se potevo farli smerciare visto che ne aveva un grosso quantitativo. Non lo ripeta perché già l'abbiamo capito. La mia domanda è un'altra. Dico, il prezzo era un buon prezzo rispetto al prezzo corrente sul mercato della droga? Sì, ho detto che era un ottimo prezzo. E lei come mai non fu interessato all'acquisto? Perché in quel periodo, visto che frequentavo assiduamente il Mangion Vincenzo e che lo stesso mi voleva portare fuori da questo ambiente, anch'io avevo messo idea di fare questo fatto e volevo che tutto andasse bene per non rovinare l'armonia che si stava creando con mio fratello. E quindi mandai a dire questo fatto al Mangion, che lo Strano mi aveva chiesto questa cosa, invece lo Strano aveva detto che ero stato io a chiederla a lui. Sai, ho una curiosità, e non poteva essere una mossa dello Strano per vedere se lei veramente era fermamente intenzionata ad uscire da quel tunnel nel quale si trovava? Io intanto non ero in nessun tunnel, avvocato. Come no? E lei ha detto che smerciava droga, ha detto che aveva promesso a suo fratello di uscirsene da questo ambiente. Non poteva essere una mossa dello Strano Giuseppe per verificare se veramente lei era fermo nella sua volontà? Successivamente mi fu detto da una persona che adesso non mi ricordo, credo che fosse stato mio fratello, che lo Strano aveva riferito questo fatto al Mangion facendo una specie di tragedia perché pensava che io gliel'avessi detto prima di lui e quindi disse questo fatto che ero stato io a chiedergli questa sostanza per smerciarla e invece era stato lui a propormela. E questo chi glielo disse? Quando ne parlammo di questo fatto, io mi trovavo in viaggio di nozze ed ero al Ramada Inn a Taormina e gli giurai che non era vero e fino adesso dico che non è vero perché non è vero. Senta, e per quanto riguarda invece l'affare Centorrino, Sì. lei ha detto che Centorrino la trattava con chi la trattava Centorrino? Con Strano e con Sant'Onofrio. Ma poi l'ha acquistata questa droga Centorrino? Non lo so, avvocato, perché quando ho visto il Centorrino là, il giorno dopo me ne sono andato da quel posto per altri motivi, quindi non ho avuto più modo di parlare col Centorrino se l'avesse acquistata o non l'ha acquistata. Quindi per 2 episodi di smercio di sostanza stupefacente lei non può dare nessuna certezza, perché lei lo afferma, ma in realtà non sappiamo se effettivamente lo Strano o il Sant'Onofrio insieme allo Strano fossero mai stati in possesso di sostanza stupefacente. Non è così? Sì. Le conclusioni le prende lei. Lei, parlando sempre di Strano Giuseppe, ha anche detto che grazie all'interessamento di Strano Giuseppe lei è stato assolto in un processo o 2 processi a Catania. Ma perché lei fa questa affermazione? Perché è la verità. La verità perché lo dice lei o perché lei ha prove per poterlo dimostrare? Io sto dicendo la mia verità ed è verità. La sua Le verità. prove poi non le devo produrre io e non posso farci niente se certe cose poi non collimano con quelle che sono le esigenze processuali. No, lasci perdere esigenze Questa processuali. è la mia verità ed è scontato. Lei sa se Strano Giuseppe ha subito procedimenti penali nel corso della sua vita? Se è Sì, stato so che ne ha processato subiti. e se è stato condannato, le risulta? So che ne ha subiti. E ha riportato condanne per Non lo questi? so se ha Non lo sa. riportato condanne. Ma a lei chi lo disse che si sarebbe interessato Strano Giuseppe perché lei potesse essere assolto? Mia madre andava, nel periodo in cui ero detenuto per quei processi, andava assiduamente dal Sant'Onofrio e dallo Strano, quindi mi portava le notizie immediate di quelle che erano le mosse e le strategie che si dovevano fare. Noi sapevamo già che arrivando all'appello lo Strano si sarebbe interessato, anzi le ricordo un altro episodio, che durante uno di questi appelli, siccome c'era un latere che doveva conoscermi. C'era un? Latere
che doveva conoscermi, un giudice all'Atri che doveva conoscermi. Il signor Strano mi disse che il giorno dell'udienza che si sarebbe svolta a Catania del mio appello si fosse trovato in aula. E così fu, si trovò in aula e mi hanno fatto quel procedimento che gli ho detto e sono stato assolto. Dopodiché passiamo ad altri argomenti. No, soltanto queste, perché per averlo sentito dire. No, io non voglio Non è conoscere. per averlo sentito dire, avvocato, è una cosa che ho vissuto io alle mie spalle. A me le pistole me le hanno trovate veramente, il signor Strano si è interessato. Benissimo, va bene. E io sono stato assolto, quindi può essere per sentito dire per lei che lo sta sentendo adesso da me, ma io l'ho vissuta. Ma lei ha vissuta l'assoluzione, potrebbe essere stata Ma anche tutta la questione precedentemente e dopo. Dico, attribuiamo anche qualche merito al suo difensore che, se non ricordo male, era l'avvocato Geraci. No? No, in quel periodo non era l'avvocato Geraci in quel procedimento. E chi era? Perché credo che era sopravvenuta purtroppo la morte. Prego? Se non ricordo male, in quel periodo era già deceduto l'avvocato Geraci, comunque non era il mio avvocato difensore. Ma chi la difendeva in quel processo? Anche se è stato il mio avvocato difensore. Ma chi la difendeva in quel processo? Si ricorda chi era il suo difensore? Difendeva l'avvocato Rizza, se non in uno di quei processi, perché sono due gli episodi. Due. E chi sono stati i suoi difensori? L'avvocato Geraci è stato il mio difensore, però in quel procedimento che mi difendette l'avvocato Geraci riportai una grossa condanna. Quindi non è stato un buon avvocato? Una detenzione di pistola, ma non perché fosse per mancanza di esperienza dell'avvocato, perché dovevo essere condannato. E poi? Gli altri procedimenti sono stato difeso dall'avvocato Rizza, dall'avvocato D'Amico, dall'avvocato Bonfiglio. E allora non attribuiamo nessun merito ai difensori su questa soluzione. Passiamo all'argomento successivo. Si sapeva che era assolto e lo sapevano anche i difensori che sarebbe stato assolto in quel processo. Va bene, signor Pattarino. Per Santo Nocito Carmelo, lei ha detto che lo ricorda a livello affettivo. Sì. Me lo spiega? Che significa? Lo ricordo a livello affettivo perché è una persona che mi ha cresciuto, una persona che io andavo a trovarlo tantissime volte a casa sua. Per un periodo uscivo con suo figlio Maurizio, una persona che si è tante volte interessato di problemi miei tramite mia madre, quindi ecco cosa significa affettivo. Lo ricordo come una persona, come potrei ricordare mio zio Pippo, ecco, nello stesso modo. E senta, il Santo Nocito Carmelo, lei se lo ricorda come vecchio contrabbandiere di sigarette? Da prima sì. Perché dice prima? Sì, e all'inizio me lo ricordo come contrabbandiere di sigarette. Quando lei era bambino? Sì. E poi? Poi è stato sempre vicino a mio padre, al signor Mangion. Dove c'era il signor Mangion c'era il signor Santo Nocito. Anche si è sempre interessato per questioni che interessavano il signor Mangion. Anche ora stanno insieme. Senta, è un affidato dell'organizzazione. Però io desidero sapere da lei, Santo Nocito Carmelo, che attività ha svolto concretamente come, chiamiamolo mafioso, tra virgolette? Si interessava di un po' tutte le cose che interessavano il signor Mangion e poi come mafioso cosa vuol sapere? È stato sempre presente ed era sempre al corrente dove era il signor Mangion, era un punto di riferimento di tanti dell'organizzazione, non solo... Va bene, però dico, come attività illecita svolta dal Santo Nocito Carmelo? Lei che cosa ci può dire? Alcuni passi, avvocato. Prego? Alcuni passi gliel'ho citati. No, se lei me li vuole ripetere, per favore. Sì, avvocato, come no? In più di un'occasione io sono andato a trovare il Santo Nocito perché avevo bisogno di parlare con il signor Mangion o di parlare con il Giuseppe. In altre occasioni allo stesso mi rivolsi quando dovevo acquistare un grosso quantitativo di hashish e mi disse che da lì a poco sarebbe arrivata una fornitura a loro direttamente, che c'era in atto uno sbarco che doveva arrivare a loro direttamente e che quindi l'avrei acquistato a un prezzo bassissimo. Ma senta, signor Pattarino, se lei dice che Santo Nocito era molto vicino a suo padre, lei e il signor Mangion Francesco
mai ha voluto che lei trattasse la droga. Come mai lei si è rivolto a Sant'Onofrio per l'acquisto della droga? Senta, avvocato, io questo discorso l'ho già fatto tante volte. Loro devono far sapere o capire che con la droga non hanno niente a che fare, però io non capisco come mai il signor Mangio non sapeva che io allora ero vicino a Nardo, con il quale io mi incontravo giorno e notte. Scusi, signor Patino, stiamo parlando di Sant'Onofrio. Avvocato, non lo so, se parlando di con questo tono non riusciremo mai a trovare la verità. No, noi dobbiamo trovare la verità, siamo qua per questo. Lei, però stiamo parlando di sembra che la ostiamo. Scusi, stiamo parlando di Sant'Onofrio. Io le ho chiesto, Sant'Onofrio, Carmelo, perché o è lei che chiede a Sant'Onofrio, non ho capito se chiede lei o Sant'Onofrio le propone l'acquisto dell'hashish? No, io gli ho chiesto che volevo acquistare Benissimo. Va bene, una grossa partita di hashish. Lei dice che Sant'Onofrio, dicendomi che mi avrebbe fatto risparmiare un bel po' di soldi. D'accordo, signor Pattarino, lei dice che Sant'Onofrio era molto legato ed è molto vicino anche in questi istanti, glielo comunico io, a Mangion Francesco. Come mai lei chiede a Sant'Onofrio sapendo che Mangion non voleva che lei trattasse la droga? Ma avvocato, gliel'ho appena spiegato, perché secondo me era tutta una situazione di forma che si doveva tenere, secondo lei? ma perché il Mangio non lo sapeva quello che facevo io, però non voleva che direttamente passassi da lui, probabilmente, per certe cose, non lo so. È una sua illazione. Il risultato di oggi ha fatto bene. È una sua illazione, no? Cioè, quello che pensa lei. Sì. Aveva chiesto lei, secondo lei. Scusi, lei ha mai visto Sant'Onofrio consegnare sostanza stupefacente? No, però mi sono interessato per fargli avere una somma di denaro che gli doveva per una cessione di stupefacente. Questo l'abbiamo appreso, ma la persona che avrebbe consegnato questo denaro è identificabile? E certo, persone che noi della Carmelo difesa, Saraceno di Augusta, anche il vecchio contrabbandiere, e Marcello Ferro, che si sono rivolti a Sant'Onofrio per l'acquisto di che cosa? di eroina e cocaina. Ma lei non l'ha mai visto? No, avvocato. Non l'ha mai visto. E mi dica un po', e quei soldi che loro avrebbero recuperato, lei li ha visti? No, avvocato, gli ho detto stamattina che mandai questi signori dal Sant'Onofrio, prima dicendo a Sant'Onofrio che Sì. anche ad Andrea Campione gli dissi Sì, l'ha che mi detto. ero No. interessato per questa situazione e che da lì a poco gli avrebbero portato i soldi che gli spettavano. Quindi lei non è stato il mezzo per avere i soldi o il messaggero che ha portato i soldi? No, sono stato l'intermediario del messaggio. Soltanto l'intermediario del messaggio. Signor Presidente, io per adesso avrei finito, purtroppo ho parecchie posizioni. E anche per dopo, avvocato Signor Presidente, Lusanti. 10 imputati. Prossimo. Però se lei Avvocato Russo. se mi consente poi un eventuale. Alla seconda tornata vediamo. Grazie. Avvocato Russo. Signor Pattarino, lei ha conosciuto il signor Pippo Ferrera? Avvocato, mi scusi, io non riesco a sentirla bene. Sì, adesso mi sente? Pianissimo la sento, avvocato. Come? Benissimo? La sento pianissimo. No, pianissimo, aspetti che mi avvicini ancora più. Adesso mi sente? Sì, un po' meglio, avvocato. Cambio microfono. Ci provo. Lei, le chiedevo, ha conosciuto il signor Pippo Ferrera? Sì, quando ero piccolino l'ho conosciuto. Senta, il signor Pippo Ferrera era inserito in qualche organizzazione malavitosa? Che lei sappia? Certo. Certo, e in quale organizzazione, signor Pattarino? Nell'organizzazione di Cosa Nostra per la Sicilia, era uno dei maggiori esponenti, se non il primo vero esponente di Cosa Nostra per la Sicilia. E senta, signor Pattarino, lei... Presidente, devo cambiare microfono, mi accorgo che c'ha delle interruzioni, non era mai successo. Mi scusi, signor Pattarino. Prego, avvocato. No, c'ho le mie cose messe qua, vediamo se... Ci diamo il nostro.
Avvocato, se vuole quello del pubblico ministero glielo diamo. Io le sono grato. Non ci arriva. Non si capisce se non arrivo io a quello del pubblico ministero, quello non arriva a me. Comunque non ci incontriamo. Stavo dicendo, non faccio. Riprovo. Quello del pubblico ministero. E allora? Signor Pattarino, lei ricorda il periodo pressappoco in cui si sarebbe verificata quella che lei ha chiamato, quella che notoriamente è intesa come guerra con i Ferrera? Lo ricorda pressappoco? La guerra nacque nell'88, credo, penso alla fine dell'88. Io ne ebbi piena notizia quando mi regai in piazza Galatea. No, volevo soltanto poi, sapere. Mi scusi, signor Pattarino. Mi fu spiegato Le ho che c'era soltanto questa guerra in atto nell'89 da Claudio Sampelli e da Tuccio Salvatore. Signor Pattarino, lei mi sente Sì, quando avvocato. parlo? Io le ho soltanto chiesto quando è iniziata, lei mi ha risposto. Quindi Sì, mi scusi, avvocato. Prego, all'incirca la fine dell'88, inizio 89, così? All'incirca, siamo là, 88-89. Ecco. Lei ricorda se in quel periodo il signor Pippo Ferrera avesse un particolare ruolo o carica, come posso dire, in seno alla famiglia? Il signor Pippo Ferrera è stato ed era il rappresentante del suo gruppo, del gruppo Ferrera. Cosa intende con rappresentante? Certo. Rappresentante per la provincia? Ogni volta c'è. Era il responsabile del suo gruppo, del gruppo Ferrera. Signor Pattarino, allora glielo chiedo ancora più specificamente. A quell'epoca, cioè fino a quando è cominciata la guerra con i Ferrera, le risulta che il signor Pippo Ferrera fosse il rappresentante della famiglia per la provincia di Catania? Della famiglia Ferrera, sì. Per la provincia di Catania? Sì. Famiglia Ferrera, lei poco fa parlava di Cosa Nostra, giusto? Ho detto che sì, alla domanda che lei mi ha fatto poco fa ho risposto che è stato uno dei primi, se non il primo rappresentante di Cosa Nostra in Sicilia. Ecco, e io adesso le chiedo, Orientale, quando scusi. scoppia la guerra, cioè a fine 88, inizio 89 approssimativamente, lei ricorda se il signor Pippo Ferrera fosse il rappresentante della famiglia per la provincia di Catania? No, non ricordo, avvocato. Lo ricorda o no? No, non ricordo. Avvocato, scusi, io la sento sempre più piano, mi deve scusare. Io urlo sempre più forte. Allora Grazie, lei sa avvocato. cos'è tecnicamente una contestazione? Mi giovo della dichiarazione resa da lei al pubblico ministero in data 27 luglio del 93, pagina 590. Le leggo il brano in cui lei così si esprime. Vuoi che adesso non lo ricordi, vuoi che in qualche modo il suo ricordo sia incompleto, mi è consentito, come adesso pare, appurato il mezzo della contestazione. Allora, Pattarino, fino all'89, prima della guerra, anche il Pippo Ferrera era inserito nella famiglia e in effetti era il vero rappresentante, diciamo, della famiglia per la provincia di Catania. Non lo ricordava, io proprio per questo mi riservo di produrre il verbale nel brano che contiene questa affermazione. Poi. Chiedo scusa, signor Pattarino, mi può ricordare con esattezza quando ha partorito sua moglie? Cioè lei quando ha avuto... 24-12 del 91. Ha detto l'8 dicembre? Il 24 dicembre del 91. 24 dicembre. E quello è, se non vado errato, lei ha detto che sua moglie era ricoverata alla clinica Gibino, ricordo bene? Sì. Sì. E sua moglie si è ricoverata nell'imminenza, cioè lei ha abitato all'Agip, ha detto al motel Agip, se lo ricorda? Certo che me lo ricordo. È stato proprio in quell'occasione, così?
Ma cosa è stato in quell'occasione? Che mia moglie ha partorito? Non l'ho capito, avvocato. Glielo ripeto da capo. Questo E peraltro io la lei... sento male, mi deve scusare se le faccio rifare la domanda. Allora, lei ieri mattina ha detto che in occasione della gravidanza di sua moglie, quando sua moglie stava per partorire e si è ricoverata alla clinica Gibino, lei ha alloggiato al motel Agip, lo ricorda? Certamente. Oh, io allora le chiedo, sua moglie che ha partorito il 24 dicembre del 91, si era ricoverata in clinica Gibino nell'imminenza del parto? Quanto tempo prima? No, nell'imminenza del parto, un'ora prima del parto. Un'ora prima, perfetto. Altra cosa, signor Pattarino, quando lei parla di squadre, fa riferimento al territorio, intendo dire squadra di Montepo, squadra di Ognina, squadra Villaggio Sant'Agata, squadra di Piano Tavola. Lei fa riferimento al territorio in cui queste squadre operano, cioè voglio dire la zona di influenza di queste squadre? Certamente, avvocato. Sì. Allora, signor Pattarino, siccome lei stamattina ha detto che la squadra di Ognina è diretta da Marcello D'Agata, io le contesto che nel verbale 11 novembre del 93 lei ha detto cosa diversa ed esattamente questo, che adesso le leggo. Pagina. È l'interrogatorio, è la prima facciata dell'interrogatorio 11 novembre. È depositata regolarmente. Allora, 11 novembre. la squadra di Piazza Galatea, capeggiata da Enzo Santapaola, figlio di Salvatore. Di questa squadra che controlla tutta la zona di Ognina fanno parte, e poi fa certi nomi. In questa dichiarazione, per come è evidente per chi legge, lei sostiene che la squadra di Piazza Galatea, che è capeggiata da Enzo Santapaola, controlla anche tutta la zona di Ognina. Rispetto a quanto detto stamattina è cosa, per come la Corte può intendere, assolutamente diversa. Mi riservo di produrre il verbale nel brano che contiene questa dichiarazione. Avvocato, probabilmente se va più avanti con le pagine o forse più indietro troverà che anche il Marcello D'Agata è responsabile della zona di Ognina, come l'ho indicato oggi. Io, signor Pattarino, non sono tenuto a risponderle, però siccome il mio esame può essere il controesame più fruttuoso, le dico che anche più in là lei non parla mai di questa squadra e di Marcello D'Agata come titolare di questa squadra.